che ci interessa moltissimo, è ranking di università, ospedali e infezioni, scienza e pseudoscienza. Grazie Presidente. Ecco, oggi vi parlerò di questo tema, di classifiche in vari campi, svolgerò la mia presentazione in 5 tappe. La prima tappa è una provocazione. Cosa pensereste di una classifica che vede Alessandria d'Egitto davanti ad Harvard e a Stanford? Forse tutto il male possibile. Eppure questa classifica è una delle classifiche più note e ancora oggi ritenuta molto affidabile. Dobbiamo fare un passo indietro al 15 settembre 2010, quando Times Higher Education pubblicò la sua classifica revisionata. In qualche modo fu una revisione completa della sua precedente classifica, che era fatta in collaborazione con QS in precedenza, e per la prima volta si pensò di usare in maniera scientifica anche le citazioni, quindi i dati bibliometrici entravano nel mondo delle classifiche. Times Higher Education era molto fiera di questa classifica perché diceva siamo fiduciosi che questi ranking rappresentano il quadro più accurato dell'istruzione universitaria che Times Higher Education abbia mai fornito fino ad oggi. E nel contesto notavano anche la prestazione molto brillante dell'Università di Alessandria d'Egitto e si congratulavano con Alessandria d'Egitto dicendo che essere arrivata 147esima in questo ranking molto rigoroso, sottolineavano ancora molto rigoroso, rappresentava un traguardo estremamente brillante da parte di questa università. Solo una piccola frazione di università a livello mondiale potevano aspirare a stare nei primi 200 posti. E ovviamente noi siamo fieri delle nostre università. Noi dove stavamo come università italiane? Aspettate un attimo che salto, ecco. Noi non c'eravamo. Nessuna università italiana era nelle prime 200. Ma come faceva Alessandria d'Egitto a essere così in alto? Era stato proprio l'inserimento dei dati bibliometrici a permetterle questa scalata. La classifica Times Higher Education, come molte altre classifiche, usa degli indicatori compositi, quindi ha delle sottoclassifiche con dei punteggi che poi vengono sommati insieme. Una di queste sottoclassifiche era quella bibliometrica, la cosiddetta classifica dell'impatto. L'impatto misurato attraverso le citazioni. Nella classifica dell'impatto, l'Università di Alessandria d'Egitto era al 4° posto mondiale. Come potete vedere, precedeva Stanford, solo 6ª, Rice 7ª e Harvard 8ª. Quindi, Times Higher Education aveva delle buone ragioni per congratularsi con Alessandria d'Egitto. In un certo senso qualcuno anche disse a great comeback, pensando alla prestigiosa biblioteca di Alessandria. Ok, ma ecco, parliamo un attimo di classifiche. Allora, uno potrebbe dire, un po' come gli oroscopi, sono cose pittoresche. In realtà le classifiche hanno un impatto molto pesante sulle politiche della ricerca. Solo un anno prima la classifica di Times Higher Education veniva usata dalla ministra Gelmini per sottolineare l'urgenza di una riforma universitaria e sappiamo che l'anno dopo effettivamente la riforma arrivò sostanzialmente. Quindi, ecco, da questo punto di vista, prima di andare avanti nel mio discorso sulle classifiche, devo però sottolineare un dato economico. Nel senso, è vero che noi finiamo sempre dietro ad Harvard, finiamo sempre dietro a Stanford e così via, però bisognerebbe avere anche un'idea degli ordini di grandezza. E gli ordini di grandezza sono questi. In quegli anni, pensiamo al 2012, il totale dei costi operativi di Yale ed Harvard messi assieme facevano il 75% del fondo di finanziamento ordinario delle università italiane. A sinistra abbiamo circa 33.000 studenti, a destra abbiamo 1.600.000 studenti, cioè col finanziamento dell'FFO in qualche modo si fa ricerca e anche si insegna a 1.600.000 studenti, dall'altra parte abbiamo 33.000 studenti che possono avvalersi di università che spendono delle cifre mostruose. Quindi da un certo punto di vista è una gara che non è ad armi pari e non è giusto usare la classifica per dire che la nostra università è disprezzabile, però Alessandria d'Egitto ci ha stracciato. Cioè, in qualche modo questo discorso dice, però gli egiziani ce l'hanno fatta. Com'è che ce l'hanno fatta gli egiziani? Allora, in realtà non è tutto oro quel che luccica.
In quei giorni qualche giornalista fece un lavoro di indagine e nel mese di novembre, quindi un mese e mezzo dopo, sul New York Times apparve questo articolo, la discutibile scienza dietro le classifiche universitarie, le classifiche accademiche. Che cosa scoprì il New York Times? Scoprì un fatto abbastanza singolare, che l'exploit di Alessandria d'Egitto era dovuto a un singolo ricercatore, Mohammed El-Nashi, il quale aveva veramente avuto delle prestazioni eccezionali, perché era estremamente produttivo in termini di articoli e ancor più di citazioni. Peccato che aveva pubblicato 320 articoli nella rivista di cui era lui il direttore, l'editor in chief. Una rivista non trascurabile, perché stiamo parlando di Chaos, Solitons and Fractals, che è comunque una rivista della casa editrice Elsevier, quindi diciamo non una rivista del tutto minore. Vabbè, questo fa capire che le classifiche possono essere estremamente fragili e che forse faremmo bene a occuparci della loro scientificità, cioè ci sono delle basi scientifiche dietro le classifiche e per parlare di questo argomento dobbiamo fare un salto indietro ancora di una decina d'anni e muoverci nel Regno Unito e in particolare parleremo brevemente di due casi di mala sanità che furono alla base di una discussione scientifica proprio sulle classifiche. Allora, questi due casi di mala sanità, uno fu veramente clamoroso, il caso Shipman. Si trattava di un medico di base che fu portato a processo per l'omicidio di almeno 15 delle sue pazienti, le quali venivano avvelenate da lui dopo che aveva falsificato il testamento. Si pensa, in base ai dati statistici, perché poi le prove non c'erano più, che abbia ucciso decine di pazienti. Fu arrestato nel 98 e si suicidò in carcere nel 2004. Qui vedete insomma articoli di giornale per far capire la risonanza di questo caso, un caso veramente drammatico. Un caso altrettanto drammatico è quello dell'ospedale della cardiochirurgia infantile di Bristol. Si scoprì che questa cardiochirurgia aveva dei valori di mortalità sostanzialmente doppi di quelli degli altri ospedali che facevano interventi simili. Quindi per molti anni i bambini che venivano operati a Bristol correvano il rischio di non sopravvivere in maniera, diciamo, decisamente maggiore rispetto ad altri ospedali. Quindi due casi di mala sanità estremamente drammatici che posero il problema se fosse possibile prevenire questi casi prima che i nodi venissero al pettine in maniera estremamente drammatica, cioè con l'analisi dei dati, monitorando, è possibile evitare che questo si verifichi? E la domanda uno dice, potremmo farlo con delle classifiche. Se noi facessimo la classifica della mortalità dei pazienti dei medici di base o la classifica della mortalità delle cardiochirurgie infantili, potremmo andare a prendere chi sta in fondo alla classifica e a questo punto il caso di Bristol o il caso Shipman lo potremmo prevenire facilmente. La risposta da parte appunto qui, a questo punto ci furono una serie di articoli usciti sull'Lancet e su altre riviste proprio su questa tematica della prevenzione e anche dell'uso delle classifiche. La risposta è no, la classifica non è lo strumento adatto. Perché non è lo strumento adatto? Perché la classifica ha comunque un grado di incertezza statistica. Qui per esempio vedete una classifica per mortalità di relativa alla frattura dell'anca, al trattamento della frattura dell'anca, e vedete che ci sono delle barrette orizzontali. Allora, il puntino è la mortalità, ma la barretta orizzontale è l'intervallo di confidenza. Quindi, per esempio, qui potete vedere questa linea centrale che è la mortalità media del 9,3%, ma potete vedere che a parte chi sta proprio in cima alla classifica, a parte chi sta in fondo, tutte le altre barrette incrociano il 9,3%, per dire che praticamente nessuno degli ospedali ha una mortalità statisticamente significativamente diversa da quella media. Quindi la posizione in classifica è influenzata in maniera pesantissima dal caso, sostanzialmente. Oltretutto la classifica è influenzata dalle dimensioni dell'istituzione, per cui un ospedale che fa molti interventi avrà un intervallo di confidenza più piccolo, un ospedale che fa pochi interventi c'è un grado di aleatorietà più grande nella mortalità media. E quindi questo ci fa dire che dobbiamo trovare uno strumento
diverso. Quindi a questo punto vediamo se c'è una scienza delle classifiche e che cosa ci dice questa scienza delle classifiche. Per saperne qualcosa ci rivolgiamo a David Spiegelhalter, che è probabilmente uno dei più grandi, più importanti statistici viventi, è stato professore a Cambridge, una carriera, diciamo, luminosa e attualmente in pensione, e la sua parola è "There is no basis for ranking the hospitals". La scienza delle classifiche dice che non c'è una scienza delle classifiche da un certo punto di vista. E però, come dire, detto da uno statistico, può essere questo un invito a rinunciare a guardare i dati e rinunciare a monitorare quello che succede? Ovviamente no. E l'idea è come potremmo fare dei confronti se non esiste una scienza delle classifiche. La risposta di Spiegelhalter è l'uso di uno strumento che si chiama funnel plots, i grafici ad imbuto, non potrei tradurli diversamente. Questi sono alcuni degli articoli che ha pubblicato sull'argomento, su riviste direi di grande spessore, e direi che la cosa da fare è andare a vedere direttamente come è fatto un grafico ad imbuto. Adesso questa qui è la parte un po' più tecnica della mia presentazione, cercherò però di, diciamo, ridurre al minimo la difficoltà. Vedete, questo è un grafico in cui ci sono dei puntini, ogni puntino rappresenta un ospedale, e stiamo parlando ancora di mortalità in seguito alla frattura dell'anca. Sull'asse verticale c'è la mortalità entro 30 giorni, quindi un ospedale che sta nella parte alta è un ospedale in cui molti pazienti muoiono come percentuale tra quelli trattati. Un ospedale che sta nella parte bassa è un ospedale in cui pochi pazienti muoiono. Però i punti sono disegnati su un grafico a 2 dimensioni, perché su questo asse orizzontale invece c'è il numero di casi trattati. Quindi, per esempio, questo ospedale è un ospedale in cui ci sono più di 500 interventi. Vedete, questo è 500. Un ospedale invece qui è un ospedale con meno di 100 interventi. Ecco, questo è fondamentale. Ecco, la cosa che si può osservare sperimentalmente in molti casi è che quando voi disegnate i dati in questo modo, i dati, questo per chi, diciamo, si sa di statistica e di analisi di dati, è uno scatter plot, un grafico di dispersione, ma quando i dati vengono disegnati in questo modo vengono ad assumere naturalmente una forma ad imbuto, e poi potete vedere questo imbuto. Qui l'imbuto è stato sottolineato con queste linee curve rappresentano questa linea, diciamo, tratto punto rappresenta il warning limit, e la linea tratteggiata più esterna, queste due, rappresentano gli alarm limits. Cioè ci sono dei limiti che ci avvertono che la situazione è statisticamente anomala. Quindi io devo guardare i dati nel piano, disegnare gli imbuti. Se sto dentro l'imbuto interno, tutto sommato sono nella normalità. Quando comincio a uscire dall'imbuto, devo preoccuparmi. Per esempio, in questo caso, diciamo, ci sono degli avvertimenti su questi ospedali. Questi 4 che sono fuori. Questi sono al di sotto, potrebbero essere delle good practices, oppure sono anche fortunati perché trattano pazienti più giovani e situazioni, diciamo, sociosanitarie più favorevoli. Ecco, applichiamolo al caso di Bristol. Questo avrebbe aiutato per l'ospedale di Bristol. Ecco, queste sono le cardiochirurgie infantili e effettivamente Bristol sarebbe finito qui, decisamente fuori dall'imbuto. Ecco, è tutto qui. Allora, io ho lasciato sullo sfondo il modo con cui vengono calcolati i limiti. Come si possono calcolare quei limiti? È un esercizio di statistica fondamentalmente, e da un certo punto di vista è un po' come calcolare i limiti di quando si gioca a testa e croce. Nel senso, se io lancio una moneta tante volte, se lancio la moneta 100 volte, mi aspetto circa 50 volte testa, 50 volte croce, ma ovviamente verrà un po' di più, un po' di meno. E naturalmente con un po' di calcoli statistici posso trovare quali sono quelle linee di confine che mi danno un avvertimento. E tuttavia, se io applico questo approccio statistico semplice, possono venire dei paradossi, e questo direi è uno dei grandi contributi di David Spiegelhalter. Lui in uno dei suoi articoli mostra questo grafico, in questo caso stiamo parlando di pronto soccorso, quindi l'idea è di valutare un pronto soccorso in base alla percentuale di pazienti che poi tornano, diciamo, in ospedale entro 28 giorni. Quindi l'idea è che se li hai trattati bene non dovrebbero tornare. Allora, lui costruisce l'imbuto e scopre che l'imbuto è estremamente stretto.
E quindi sostanzialmente i pronto soccorsi britannici si dividono in cliniche dell'orrore, in cui sostanzialmente ti fanno pannicelli caldi e poi dopo sei ammalato come prima, oppure invece ospedali eccellenti che hanno delle prestazioni stratosferiche. Com'è possibile questa cosa, questa situazione così dicotomica? Per, diciamo, rispondere bisogna tornare a un secolo fa. Un secolo fa nei laboratori della Bell è stato inventato il controllo statistico della qualità e il padre di queste tecniche è Walter Shewhart. È stato inventato per problemi di telecomunicazioni, ma poi diciamo, si è esteso a molti campi. C'è chi dice che abbia avuto un ruolo fondamentale nella seconda guerra mondiale perché gli Stati Uniti hanno usato queste tecniche nella produzione degli armamenti, delle munizioni e così via. Dopo negli Stati Uniti è un po' caduto in disgrazia e invece sono state abbracciate queste tecniche dai giapponesi e si ritiene che la potenza giapponese nel settore automotive degli anni '80 fosse fortemente supportata dall'adozione di tecniche di controllo statistico della qualità. Tant'è vero che poi anche in Europa e in Italia si cominciava a parlare di qualità totale e così via. Insomma, quindi è diciamo, una tecnica molto importante. Ovviamente non c'è qui il tempo di spiegarvi in dettaglio, ma il cuore del controllo statistico di qualità è la distinzione tra variabilità naturale e cause speciali e uno dei modi con cui viene spiegato in maniera divulgativa è di immaginare di ripetere la propria firma più volte, però più volte con la mano destra e poi di provare a farla con la mano sinistra. Allora, qui voi vedete la parola Lancet, perché era l'articolo uscito su Lancet, dove spiegavano questa cosa, che viene scritto con la mano destra 5 volte e poi la stessa persona prova a scriverlo con la mano sinistra. Allora, chiaramente, quando io faccio la mia firma non la faccio mai uguale, però c'è una piccola variabilità che in certo senso chiameremo variabilità naturale. Se invece cambio mano, è subentrato un cambiamento radicale e chiunque riconoscerebbe che è una firma fatta con la mano sinistra. Ecco, questa è l'idea di fondo del controllo statistico della qualità. Capire cosa c'è di variabilità naturale ed essere capaci di riconoscere quando c'è una causa speciale. E questo è esattamente quello che poi ha pensato Spiegelhalter. Quel problema dell'imbuto troppo stretto è dovuto al fatto che non si era tenuto conto della variabilità naturale, che non è la variabilità naturale di quando lanci in aria la moneta, ma è una variabilità naturale che tu devi imparare dai dati. Cioè tu devi, in base all'analisi dei dati, capire per quel particolare intervento chirurgico, per quel particolare trattamento sanitario, qual è la variabilità, che non può essere una variabilità a tavolino del modello statistico puro, deve essere ricostruita a partire dai dati. E quindi, se questo era l'imbuto troppo stretto, dopo la stima di quella che Spiegelhalter chiama overdispersion, che è un termine statistico classico, abbiamo un imbuto che effettivamente rispecchia meglio quello che succede nei pronto soccorsi e si vede che di fatto qui le situazioni anomale si sono ridotte moltissimo. C'è solo un pronto soccorso che ha delle prestazioni molto brillanti e anche qui bisogna capire, sono bravissimi o stanno falsificando i dati, le cartelle sanitarie, ovviamente. Cioè questo apre sempre un discorso di indagine quando c'è un'anomalia statistica. Nel mio titolo ho promesso di parlare anche di infezioni, ma non ho abbastanza tempo. Dirò soltanto che questa tecnica può essere usata per tanti scopi e recentemente con i miei collaboratori l'abbiamo usata per il riconoscimento precoce delle varianti Covid. Qui vedete un funnel plot in cui ci sono le 21 regioni italiane, 21 perché Bolzano e Trento vengono trattate come due regioni diverse, e vedete che c'è una stellina per la Lombardia, che è l'unica regione fuori. Sull'asse delle X ci sono i casi di infezione, sull'asse Y c'è il famoso parametro RT. Vedete che è solo la Lombardia il 24 dicembre che era fuori dall'imbuto e il motivo è che è la regione in cui in quei giorni era per prima arrivata la Omicron, la variante Omicron. Quindi questa tecnica senza sequenziamento, che è costoso, il sequenziamento non tutte le nazioni se lo possono permettere, questa tecnica è in grado di dire guarda che da qualche parte si sta sviluppando una variante molto più aggressiva di quelle precedenti. Ecco, però è ora di tornare in Italia, nel senso che il nostro sistema universitario da parecchi anni, purtroppo, dico io, vive di classifiche. E quindi a questo punto parliamo della pseudoscienza dei dipartimenti di eccellenza, non la pseudoscienza prodotta in quei dipartimenti, che invece spero siano dei buoni dipartimenti, ma la pseudoscienza che pretende di, diciamo, individuarli. E comincerò con alcune dichiarazioni di Francesco Giavazzi
durante 8,5 nel 2017. All'epoca lui voleva lodare il sistema di valutazione italiano e diceva: ma se io ho una figlia che va all'università e deve decidere qual è la migliore, è facile, va sul sito dell'Anvur e le vede tutte classificate. Allora io ho detto: proviamo a vedere, io sono ingegnere diciamo industriale dell'informazione, vediamo cosa direbbe la classifica Anvur. La classifica Anvur direbbe che Unicusano al 6° posto, la telematica, Messina al 18°, Milano Politecnico al 24° e Torino Politecnico al 30°. Quindi la figlia di Giavazzi a questo punto dovrebbe o iscriversi alla telematica o trasferirsi a Messina. La ragione forse l'avete indovinata, gli imbuti ci sono anche qui. Questo è l'imbuto delle valutazioni dell'area 9. Quindi sull'asse X c'è il numero di articoli, sull'asse Y il voto medio della VQR. E come vedete l'Università Unicusano sta qui, Politecnico sta qui, ma siccome Politecnico ovviamente ha tanti prodotti, sta nella parte stretta dell'imbuto e molto facilmente viene superato da quelli che stanno nella parte larga dell'imbuto, viene superato anche dall'Università di Messina, come potete vedere. È solo l'area 9 che si comporta così? No, in realtà tutte le aree della VQR si comportano così. Qui ci sono tutte 16 le aree CUN e come potete vedere ci sono imbuti dappertutto. Ecco, la cosa che vi faccio notare è che ci sono imbuti dappertutto, ma gli imbuti sono diversi. Alcuni sono più alti, altri sono più bassi, alcuni sono più larghi, altri sono più stretti. Ecco, l'Anvur all'inizio sembrava essere consapevole che questi imbuti non erano confrontabili, tant'è vero che nel 2013 nei documenti ufficiali diceva che pubblichiamo le tabelle con le classifiche, poi Giavazzi pensava di crederci a queste classifiche, ma è un problema suo, ma Anvur diceva: guardate che non dovete usare queste classifiche per fare delle graduatorie tra i medici e i fisici e gli ingegneri e così via, perché è un esercizio senza fondamento metodologico. Nel 17 cambiano idea. Cioè c'è di nuovo una frase di cautela, perché dice un esercizio che richiede l'utilizzo di differenti metodologie. Cos'è successo nel frattempo? Nel frattempo devo ammettere la mia colpa. La colpa è stata mia. La colpa è stata mia perché il giorno in cui uscivano i primi risultati della VQR, i risultati della prima VQR, ho pubblicato un articolo satirico che potete ancora trovare in rete, che si chiama L'Anvur, la classifica degli atenei della VQR e la legge dell'imbuto, in cui prima ancora di vedere i dati avevo disegnato questo grafico, che è l'imbuto, perché in base alle mie conoscenze, diciamo, di analisi dei dati, sapevo a priori che i dati sarebbero stati fatti così e prevedevo quindi che i vincitori sarebbero stati gli atenei piccoli, mentre invece i mega atenei non avrebbero potuto primeggiare proprio a causa della forma dell'imbuto. Però a volte non bisogna scherzare, perché poi ti prendono sul serio. Cosa succede? Anvur e Crui fanno un gruppo di lavoro, vedono gli imbuti nell'articolo, non capiscono come funzionano, in particolare non capiscono la correzione dell'over dispersion e costruiscono la classifica dei dipartimenti di eccellenza. Dopodiché ci troviamo una normalizzazione, quella usata per, diciamo, fare la classifica dei dipartimenti di eccellenza, che per esempio in un caso fa un calcolo di questo tipo. Qui avete i voti della VQR che credo tutti voi sappiate, diciamo, sono tipo 1, 0,7, 0,4 e così via. Allora, se prendiamo FIS02, che è il settore scientifico di Parisi del premio Nobel, un prodotto eccellente che come VQR viene valutato 1, dopo la normalizzazione diventa 0,73. Se però invece andiamo, credo che questa sia letteratura greca moderna, un prodotto eccellente dopo la normalizzazione vale 3,17. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che Giorgio Parisi con 2 prodotti valutati al top per il suo dipartimento vale 1,46, mentre invece uno studioso di Cavafis con 2 prodotti eccellenti prende 6,34. Ok. Quindi la classifica dei dipartimenti di eccellenza è il frutto della somma di punteggi di questo tipo. Quindi se voi siete, diciamo, nel settore scientifico, tipo quello di Parisi, e il vostro collega sta invece nel settore scientifico in cui c'è un moltiplicatore, non potrete mai vincere. Infatti ci sono alcuni dipartimenti che a me fanno ridere perché si accaniscono a fare strategie per dire la prossima VQR noi diventeremo eccellenti, ma
a prescindere non potranno mai farcela. Per esempio, in ingegneria industriale dell'informazione gli industriali hanno molte maggiori possibilità di quelli che hanno l'informazione. Il Dipartimento di Elettronica e Informatica del Politecnico di Milano, probabilmente uno dei più potenti, una piccola università, probabilmente credo non potrà mai diventare Dipartimento di Eccellenza a causa delle normalizzazioni. Ok, morale della favola. Il mio invito è disintossichiamoci, nel senso, questa è proprio materia tossica. Nel 2020 su ROARS, io sono uno dei fondatori di questo blog e anche diciamo, sono nel comitato editoriale tuttora, abbiamo pubblicato proprio un appello intitolato Disintossichiamoci con la siringa e le pasticche. Su una pasticca c'è scritto VQR, sostanzialmente. Adesso non so quale possa essere il metadone, però insomma, ok. Però, ricapitolando, la scienza delle classifiche dice che le classifiche non sono scientifiche, ma la loro tossicità invece è nota. I dipartimenti di eccellenza sono basati sull'idea di prendere quegli imbuti, ma non hanno capito come funzionano, hanno cercato di inventare la ruota perché la letteratura esisteva già e gli è venuta quadrata. Che cosa dobbiamo fare? Allora, a mio parere è corretto comunque fare del monitoraggio statistico. Se il monitoraggio è fatto con i funnel plot, sostanzialmente focalizza l'attenzione solo sui punti estremi e su quelli comunque ci vuole un'indagine, diciamo, in cui c'è l'intervento umano, nel senso dici ma perché hanno valori tutti bassi o perché hanno valori tutti alti? Cioè nel senso a volte mi viene il dubbio che qualcuno abbia valori tutti alti perché c'era un infiltrato nel GEV, per esempio. Tanto per dirne una, cioè ci possono essere varie ragioni, uno può essere bravissimo, ma a volte anche il valore top può essere indice di preoccupazione. E però io direi che c'è un invito forte a disintossicarsi dal feticismo delle metriche, perché io credo che siano molto dannose e in una sede come l'Istituto Veneto, in cui invece credo che si conservi un amore per la cultura e per i contenuti più che per i feticci, credo che questo sia un invito che sia molto appropriato, perché credo che qui ci siano, diciamo, le competenze, le sensibilità, l'apertura culturale giusta per comprenderlo. Grazie.